L'angoscia dell'incertezza giuridica aleggia su 32 famiglie padovane, su 32 bambini figli di coppie omogenitoriali composte da due donne, registrati a Padova dall'amministrazione Giordani dal 2017. Incertezza da quando la Procura ha chiesto al Comune gli atti delle loro iscrizioni all'anagrafe, aprendo la strada sia pur in linea teorica al Tribunale per decretarne la nullità. Ho agito nell'esclusivo interesse dei bambini e dei loro diritti fondamentali, ha sempre ripetuto sulla questione il sindaco Giordani. Il dibattito è aperto dal momento che, come è noto, in Italia non esiste una legge che regolamenti la genitorialità di una coppia omosessuale. L'ordinamento riconosce solo la responsabilità del genitore biologico del bambino, mentre quello elettivo, dal punto di vista legale, non esiste. Diritti civili da promuovere, il pensiero di un altro sindaco padovano, quello di Montegrotto, Riccardo Mortandello, che lo scorso weekend ha unito civilmente due sue cittadine e ne ha dato notizia sui tabelloni luminosi della comunicazione municipale. Diciamo che l'abbiamo pubblicato non volentieri, ma molto più che volentieri. Ho sposato due donne, come è già capitato di sposare due uomini, e fa piacere quando c'è l'amore e c'è l'unione civile che da un punto di vista anche burocratico viene ratificata e, insomma, essendo stato io il celebrante di questa unione, sono molto felice. E sulle iscrizioni anagrafiche dei figli di due mamme la penso esattamente come il collega Giordani, spiega il sindaco Sanpietrino. Il sindaco dice sì alla tutela di tutti i bambini, anche ai bambini figli di coppie omogenitoriali. Vediamo benissimo l'iniziativa della registrazione, con una piccola problematica: che ci mancano gli strumenti burocratici amministrativi. Ancora non sono capitate richieste a Montegrotto, ma se si presentassero due mamme all'anagrafe non avrei dubbi, spiega. La linea dell'amministrazione comunale di Montegrotto Terme è esattamente quella della città di Padova. L'assessora Benciolini sta facendo un grande lavoro, anche perché c'è un tema normativo che la politica dovrebbe avere il coraggio di affrontare. Per politica intendo tutti gli schieramenti che siedono in Parlamento e al governo.